Oggi siamo qui alla Scuola San Giorgio per Api in Circolo, che è un progetto fortemente voluto dalla pubblica istruzione del Comune di Catania insieme a McDonald's e all'Agenzia Famoso e gli Amici della Terra. Siamo qui perché è stata scelta la Scuola di San Giorgio perché la preside insieme a noi pubblica istruzione vogliamo ridar vita a quello che è uno spazio che per tanti anni è stato un po' abbandonato, che è uno spazio verde che è presente all'interno della scuola. Ma abbiamo voluto fare questo evento perché oltre a riempire lo spazio con del verde vogliamo imprimere a quello che sono i ragazzi della nostra città la cultura delle api, che fanno un lavoro importante, anzi fondamentale per il nostro ecosistema e per il nostro pianeta, ed è giusto che i bambini sappiano quanto siano importanti le api e il loro lavoro. Si è parlato della propoli, si è parlato di tutto quello che è l'iter di vita di un'ape e la sua funzionalità, e questo adesso i bambini sicuramente più consci del fatto che un'ape è molto importante e non bisogna averne paura. Quindi ringraziamo a nome di tutta la comunità studentesca, a nome di tutta la città, ringraziamo sia McDonald's che ha avuto questo evento, ma soprattutto la Scuola San Giorgio che ci ha ospitati e che ogni giorno porta qualcosa di nuovo per i ragazzi di questo quartiere.